Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ad un caffè con l'esperto abbiamo il piacere di avere come ospite il professor Giuseppe Basso, direttore della clinica oncoematologica pediatrica dell'ospedale di Padova. Benvenuto professore. Innanzitutto ricordiamo che il professore in una chiacchierata fuori onda si è riconosciuto totalmente. Io avevo un po' di pudore nel chiedere se si riconosce nel segno del Capricorno, invece lei si riconosce completamente nel segno del Capricorno, pur essendo un uomo di scienze. Beh, non è detto che io mi riconosca, gli altri mi riconoscono nel Capricorno, sono due cose assolutamente diverse. E non è detto che essere un uomo di scienza ed essere un Capricorno siano due cose in contrasto, anzi assolutamente sono due cose che secondo me vanno abbastanza d'accordo, perché alcune delle caratteristiche dell'uomo di scienza le riconosco nella tipologia del Capricorno. Chiudiamo la parentesi, diciamo, astrologica con un dato altrettanto importante che si verifica invece con la sua attività di ricercatore. Il Capricorno è un segno che riesce a porsi degli obiettivi a lunghissima gittata e quasi sempre a raggiungerli. Mi pare che la sua storia professionale stia a testimoniare questo. Sai, io sono una persona fortunata nel mio lavoro, perché io ho incominciato a lavorare quando i miei pazienti non avevano nessuna chance di sopravvivere. Quindi ho incominciato a lavorare con dei pazienti che non avevano futuro. Parliamo degli anni 70? Parliamo degli anni 70. Oggi il fatto che un mio paziente non guarisca è una cosa strana. Quindi noi abbiamo partecipato in prima persona a uno che è considerato uno dei più grandi successi della medicina. Oggi l'oncologia pediatrica è considerato uno degli ultimi successi, dei più grandi successi degli ultimi 40 anni della medicina in genere, perché siamo passati da 0 a circa 4 pazienti su 5 che guariscono. Se noi pensiamo che ogni anno in Italia si ammalano circa 1500-2000 bambini, vuol dire che siamo passati da una sopravvivenza che era legata a un centinaio di persone a migliaia di persone che guariscono. Oggi ci sono circa 450.000 guariti di tumore in Europa che girano, che da bambini avevano un tumore. Sono degli adulti che vivono una vita assolutamente normale, che hanno dei successi professionali, qualche volta molto più degli altri, proprio perché hanno conosciuto una vita difficile in infanzia, hanno saputo superare grandi difficoltà e quando le superano senza degli handicap che magari li abbiamo creato noi, vivono una vita fantastica. E questa credo che sia una grande soddisfazione. Professore, lei mi insegna che un'immagine vale più di 1000 parole. Infatti non a caso avete fatto uno splendido calendario dove avete raffigurato, avete presentato i vostri ex pazienti che fanno le cose più certo. normali e anche direi anche qualcosa di più che normale. Guardi, Può fare qualche esempio? Io l'ho anche scritto. Un giorno a cena con un mio amico mi ha detto: sai che avete curato molti anni fa mia cugina? Io gli ho chiesto: ma scusa, tua cugina cosa fa? Ah, dice, fa la modella quando non fa la studentessa. Ha preso la copertina di una rivista molto importante e dico, beh, questa è una cosa molto bella che mi dice. Allora ho telefonato a un po' di queste ragazze guarite e anche dei maschi, però i maschi non mi hanno mai mandato le loro foto, le ragazze sì. Un po' più di pudore. E allora ho deciso di costruire questo calendario perché sia un grande messaggio per i genitori dei pazienti che vengono, per i pazienti un po' più grandi che arrivano da noi. In questo calendario abbiamo riprodotto delle persone, qualcuna fa la cantante, qualcuna fa la ballerina, qualcuna fa la modella, qualcuna lavora comunemente ma dei lavori molto interessanti, una lavora a Bruxelles, una monta a cavallo ma a livello 2, anzi di queste montano a cavallo, una addirittura ha fatto i campionati assoluti, è arrivata 11ª quest'anno. Difatti non mi mandava mai la foto, mi diceva Beppe aspetta che ti manderò la foto quando ho finito i campionati a Roma. Quindi voglio dire, tutte persone che di per sé stesse hanno fatto qualcosa di straordinario, perché una l'ho ripresa che si sposava e per lei il matrimonio è qualcosa di straordinario, una che si laureava, per lei la laurea era qualcosa di straordinario. L'ultima immagine è di una paziente che io non avevo curato, però faceva parte della mia tesi di laurea molti anni fa, che l'ho ripresa con i suoi 2 figli e per lei questi 2 figli sono qualcosa di straordinario.
Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Che cosa rappresenta per una persona come lei questa capacità di saper donare la vita in un certo senso? Perché a una persona ammalata, attraverso le vostre cure, guarisce, è qualcosa che segna profondamente. Guarda, il nostro è un mondo molto strano, è un mondo molto bello, pieno di solidarietà, pieno di speranza, pieno di gioia, ed è un cordone umbilicale che noi leghiamo con queste persone. Io non credo di fare più di quello che fanno i miei colleghi o i miei collaboratori. Noi facciamo assolutamente il nostro lavoro cercando di farlo meglio, cercando di farlo al più alto livello possibile, perché io credo che i nostri pazienti abbiano il diritto di ottenere tutto quello che avrebbero in qualsiasi altro centro in giro per il mondo. Ma anche questa mattina, vedendo una ragazza che avevo visto in sedia a rotelle, che non riusciva a parlare, che non ti rispondeva quando ti salutavi perché era arrabbiata con la vita, perché oggi era radiosa, con un sorriso fantastico, e gli ho detto: è il bel regalo che tu mi possa fare. Sono loro che ti danno un regalo, sono loro che ti fanno partecipare alla vita, e questa è la cosa più bella. Qual è la forma tumorale più frequente? Beh, nel bambino la forma tumorale più frequente sono le leucemie e i tumori cerebrali. Queste sono le forme che occupano circa il 75% di tutti i tumori pediatrici. Poi ci sono i linfomi, poi ci sono il neuroblastoma e altre malattie. Però quello che noi siamo assolutamente consci è che oggi parlare di leucemie è parlare di molte malattie, parlare di tumori cerebrali è parlare di molti tumori, assolutamente uno diverso dall'altro. Quindi mentre una volta, quando la scienza non aveva fatto questi progressi, quando i nostri studi non erano in grado di distinguere, sembrava di parlare sempre della stessa cosa, ma sono tutte cose diverse, e in più le stesse cose in individui diversi diventano cose diverse. Questo oggi abbiamo imparato. La genetica, la genomica ci sta insegnando che ognuno di noi ha la propria malattia e ognuno di noi ha le proprie medicine. Quindi dobbiamo passare da un approccio in cui trattavamo la malattia a un approccio in cui trattiamo la causa e gli eventi che hanno scatenato la malattia. Questo sarà il grande futuro dell'oncologia pediatrica. Professore, lei ha una clinica che è un'eccellenza sanitaria non solo del territorio ma a livello nazionale, eppure siete sottodimensionati come personale. Come può accadere una miopia così acuta, se mi permette il termine, da parte di chi dovrebbe decidere in senso diverso? Beh, io non voglio parlare di miopia o di qualcosa di chi deve decidere. Chiaramente le decisioni dipendono da chi ha la direzione strategica di queste cose. Noi constatiamo che siamo in sottorganico soprattutto col personale infermieristico, che è necessario, e col personale medico. Questa è la nostra realtà. Noi siamo quasi sempre in overbooking, abbiamo sempre gente che viene ritardata per i trapianti, e tutto questo non è un bene. Chiaro che non possiamo buttare fuori quelli che sono ricoverati, e non possiamo neanche accogliere troppi ricoverati se non abbiamo infermieri o medici che sono in grado di seguirli. Noi siamo un centro che aumenta sempre progressivamente i suoi ricoveri, aumenta sempre le sue prestazioni, e per aumentare anche altre cose ha bisogno di essere supportato. È inutile che tu abbia una macchina da Formula 1 se non sei in grado di mettergli la benzina. Devi decidere se la benzina la metti lì o se la metti da un'altra parte, devi cambiare categoria. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG, alle 19:40 e alle 13:40. Poi c'è anche un altro aspetto, che una pediatria
con le caratteristiche precise e che possono aiutare il paziente a guarire nel miglior modo possibile, è anche fatta di, ad esempio, di una struttura che abbia un bagno separato per il genitore che accompagna il bambino che è ricoverato, di una stanzetta con il vetro, perché ricordiamo che i vostri pazienti spesso hanno la necessità di essere isolati proprio in maniera precisa e puntuale, ma che questo vetro possa consentire la cosiddetta visita parenti. Insomma, tutto questo aiuta, perché altrimenti il bambino può cadere addirittura anche in depressione, oltre che subire gli effetti della propria Lei sta malattia. parlando del mio nuovo progetto per il centro trapianto di cellule staminali. Allora, il trapianto di cellule staminali è una procedura che si svolge in maniera importante, è una grande parte del nostro lavoro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi prendiamo un bambino, cancelliamo tutto quello che lui ha nel suo midollo e gli mettiamo un midollo di un'altra persona, può essere di un parente, può essere da un donatore lontano, può essere una parte di un cordone, e gli ricostruiamo tutto il suo sistema ematologico e immunitario. Per fare questo ci sono dei tempi tecnici in cui questo bambino è completamente alla mercé di qualsiasi cosa che succede, quindi deve essere assolutamente isolato. Oggi io credo che non sia più accettabile che un bambino debba stare 20, 30, 40 giorni da solo con sua madre, praticamente in bunker. Oggi non credo che neanche un genitore sia accettabile che resti in questo modo. Bambini che ne escono un po' depressi, con dei problemi, ce ne sono. Perché il bambino, per quanto sia un personaggio estremamente resistente, estremamente dinamico, è un paziente fantastico il bambino, deve subire questo e non è giusto che lo subisca. La nuova medicina ci chiede di poter fare delle terapie diverse, delle terapie umanizzate in maniera diversa, dobbiamo avere le strutture per poterle fare. Professore, non posso non farle una domanda capestro, che è quella che riguarda il nuovo ospedale. Qui si parla da tantissimo tempo di aree, di superfici, di contenitori, di come devono essere fatti, di come saranno strutturati. Si parla poco invece del contenuto, ovvero delle aspettative dei pazienti del futuro. Beh, Lei come la vede? Devo dire che io sono stato, credo, forse l'unico che ha dato alla direzione generale il piano per il futuro dell'oncologia pediatrica. Non è pensabile che perlomeno dove ci sono le strutture cosiddette di eccellenza, la medicina fra 10 anni sarà la stessa di oggi, sarà una medicina diversa. Oggi dobbiamo pensare a quella medicina. Un ospedale, mi è stato detto qualche volta da un progettista, diventa vecchio in 10 anni. Sarebbe bene non costruire un ospedale vecchio, ma costruire un ospedale del futuro, che non è detto che sia per forza secondo i canoni vigenti oggi. Chi lo deve costruire deve avere una visione, una vision molto aperta su quella che sarà la medicina di domani. La medicina di domani che sarà una medicina basata sulle biotechnology, basata sulla manipolazione delle cellule, sulla medicina cellulare, sarà basata su cose oggi si intravedono appena appena. Professore, abbiamo praticamente sforato, però non posso non farle la domanda con cui saluto i miei ospiti. Sì. Qual è il ricordo, la foto, l'oggetto a cui lei è maggiormente legato? Guardi, mia moglie mi dice sempre che non bisogna legarsi agli oggetti, bisogna legarsi alle persone. E io trovo che questa sia una grande verità. Comunque le ho portato questo l'ha prodotto il padre di un nostro paziente, intervistando me e un genitore di una nostra paziente. E come 6 mesi fa ero molto affezionato al mio calendario, oggi sono affezionato a questo CD, che comunque è reperibile tranquillamente sul sito, su qualsiasi tipo su internet, un filo appeso al cielo che secondo me fa capire molto il nostro mondo e ci sono affezionato per questo. Grazie al professor Basso, grazie anche per l'umanità che traspare dalle sue parole. Grazie. Va bene, grazie a voi e alla prossima, grazie. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.